L'Aste Basse è stata riaperta oggi la strada che collega il Vicentino con Folgaria. A Pasqua si era verificata la terza frana in pochi mesi sulla strada provinciale 350, con grossi massi che erano rotolati interrompendo il collegamento tra Veneto e Trentino. La chiusura dell'arteria ha creato enormi disagi ai circa 200 pendolari che ogni giorno la percorrono, con ricadute anche sul turismo e sul commercio. Per il momento si viaggerà a senso alternato. Servirà circa un mese per la riapertura completa della SP 350. Per il futuro dovrebbe essere realizzata una specie di trincea dove, in caso di frane, cadrebbero i massi, evitando di finire sulla strada. Oggi intanto è stata conclusa la nuova barriera paradetriti che è lunga 100 metri e alta 3. A Vicenza il presidente della provincia Andrea Nardin sottolinea l'importanza della riapertura del collegamento più diretto tra l'Aste Basse e Folgaria. Una riapertura importante perché riattiva i collegamenti fra le persone e le città che sono interessate e sono state in qualche modo divise da questa frana, quindi mezzi, merci ed economie che si riattivano, e poi si pone comunque, continua a porsi un problema della fragilità della montagna nel momento in cui interrompe queste importanti arterie di comunicazione. Siamo però felici che l'intervento sia stato sollecito e che consenta, seppur con un senso unico alternato, di appunto rimettere in comunicazione i territori, perché non dimentichiamo mai che ogni volta che si interrompe un'arteria viaria si mettono in difficoltà non solo le economie ma anche i lavoratori, le famiglie e le persone che quelle arterie utilizzano. Quindi arteria come sinonimo di vita, viabilità